A te l'Apostolo, capitolo 12. La persecuzione Erode Agrippa. Dentro a quello tempo il re Erode ha cominciato a contro certi che facevano parte della chiesa e faceva tacere con la spada a Giacomo, che era il frate Giovanni. Vedendo che questo faceva piacere a tutta la breia, faceva arrestare pure a Pietro. Erano quelle proprio dei giorni di Pasqua. Roba che avevano fatto arrestare, lo faceva andare in carcere e lo cominciano in mano 4 squadre, e ognuna di quelle era formata di 4 soldati. Con il progetto lo fa comparire innanzi a tutto il popolo roba a Pasqua. Per tramite Pietro era tutto in galera, una preghiera saliva innanzi a Dio tutti i momenti, per essa era tutta la chiesa. E in quella notte, quando poi Erode stava a far comparire innanzi a tutto il popolo, Pietro, guardata a 2 soldati e attaccata con 2 catene, dormiva. E Valette faceva una guardia a chi lo carcere innanzi alla porta. E andrà satta, un angelo del Signore si presentò innanzi a essa e una luce forte allumai tutta la cammarella. Chist, toccai il sangue ai piedi e ho fatto scegliere le ricette, a izza e fan pressa. E catene le carette una vicina in mano. Mette da correa e attacca le sandali, le ricette ancora l'angelo, e essa così facette. A revolve rindo mandiello e viene appresso a me, le ricette ancora l'angelo. Pietro ascetta e si mette a camminare da chista, ma non si era ancora addonato che era una cosa vera, che le stava succedendo per mezzo di l'angelo. Issa pensava che fosse solo un suono. Tutti e 2 passarono al primo posto di guardia, passarono pure il secondo e arrivarono innanzi a quella porta di ferro che portava in la città. Che la porta sarà aperta solo essa innanzi a loro. Ascettano, facettano ancora insieme un pezzo di strada e poi l'angelo andrà sato e scomparetta vicino a essa. Pietro, danna, trasenne rinda essa stessa ricetta. Mo son veramente certo che il Signore ha mandato l'angelo suo e mi ha scippato rinda in mano il re Erode e tutte quelle che si aspettava il popolo della breia. Roba che era fruttuta, se niente a casa di Maria, che era la mamma di Giovanni, che veniva pure chiamata Marca. A dove si trovavano parecchie persone che erano unite insieme per pregare per essa. Un vromo tuzzolai vicino alla porta e fuori, una vagliongella che si chiamava Erode si accostava per ausugliare a sentire chi era. Ma quando conoscette che era voce di Pietro, per la priezza, non arrapetta manca la porta. Corretta invece subito a portare notizie che Pietro stava fuori la porta. Tu stai sfrenesiando, tu stai errando i numeri, le ricettano loro. Ma che le confermava che era proprio così. E tutti chi la cominciano a dire, è l'angelo Pietro. Pietro poi fuori la porta continuava a tuzzoliare e quando arrapetta una porta e vedettano che era vero Pietro, rumanettano alle cute e senza ciate. Isse poi facette un segno, che mani non parlà, e contai a loro come il Signore l'aveva liberato da tutto chi lo carcere e come l'aveva portato fuori, e poi ricetta a loro, gli ha da portare notizie a Giacomo e a tutti i frati. Poi ascetta e se ne è da parte. Quando schiera a giorni, mezza soldati era sciupata nel vuoto perché nessuno di loro sapeva spiegare quello che era successo a Pietro. Il re Erode facette cercare per tutte le pizze, ma proprio perché non lo potette trovare, facette processare tutti gli soldati e comandai che venissero accesi. Poi Pietro se ne scenetta rinda a Giudea e se ne è alloggiato a Cesarea. A morte Erode. Erode danna stava assai contrastato con tutta la gente di Tiro e Sidone. Questa gente si accordava e si presentava innanzi a esse tutti insieme, che avevano portato rinda a parte a loro Blasto, o ciambellano il re. Volevano fare pace con esse, perché avevano bisogno di portare tutte quelle che servivano a loro, per mangiare proprio da rinda e paese il re. Rindo giorno fissato si incontrarono con il re, e tanto Erode arroviato rinda in un mandiele reale, e assettato in trono, facette una parlata innanzi a loro. Tutto il popolo la batteva in mano e diceva che essa è una parola in Dio e non è nome. Ma andrà satta l'angelo del Signore cuglietto, perché aveva pigliato per essa la roglia che toccava a Dio, e a così muretto rusicate firme. La parola di Dio invece cresceva e si espandeva sempre più. Barnaba e Saulo, quando fernettero la missione a loro, tornarono nata volta in la città di Gerusalemme, portando insieme con loro Giovanni, che veniva pure chiamata Marca.